santi ci fanno vedere che in rapporto al figlio noi siamo quello che realmente siamo, dei capolavori. E nella parola figlio, pensate, ci sono tutte le questioni fondamentali, la famiglia, la patria, lo Stato, la Chiesa. Parlare di figlio, cari genitori, vuol dire parlare di gioie, parlare di drammi, parlare di tragedie, parlare del calo demografico. Il calo demografico. Ma fate in chiesa, incontro il figlio di Dio, incontro il Signore, e lui cosa fa? Mi butta dentro la vita. Guarda che in chiesa non vuol dire venire, dire no, non voglio pensare alla storia. No, venire in chiesa vuol dire che tu cominci a pensare alla storia secondo Dio, secondo il figlio di Dio. E uno si domanda, ma perché il calo demografico? Le risposte le lascio a voi. Perché il calo demografico? Qualcuno dice, sai, mancanza di fede, giovanilismo, cioè gli adulti non danno più un buon esempio. Cioè gli adulti al posto di guardare avanti guardano indietro, e guardando indietro non danno più un buon esempio, non danno più carica a quelli più giovani. Paura del definitivo, l'industria dei divertimenti, la droga, lo spanno che mettono in ginocchio la gioventù, le politiche familiari deboli, l'individualismo, il consumismo, dove ciò che è importante sono le cose. Poi la maggioranza dei politici è in difficoltà a fare politica perché non capisce che la politica è la cura della vita nel costruire la città degli uomini sulla terra dentro il cielo. Ma la politica familiare non è lo sconto su pannolini. La politica familiare è proprio pensare la vita nel suo cuore, nel suo cuore, nel suo cuore. Cristoforo Colombo era un figlio. Enrico Fermi era un figlio. Leonardo da Vinci era un figlio. Il nostro caro Bernini, andiamo a Roma a vedere sto coronato che ci affascina, era un figlio. Bisogna avere presente la chiave, vedi, questa parola figlio, figlio, figlio. Quindi se il governante, se il politico dimentica che è un figlio, come farà? Il Signore sulla croce pone l'atto sommo di governo in quanto è figlio, e per ogni figlio dà tutto. Infatti noi siamo salvati nel figlio di Dio. E allora viene questo tempo bellissimo che è il tempo di Natale. È bellissimo, e subito Natale, e al centro c'è il verbo nascere, che è tu nel parlare di Natale parli del verbo nascere. E poi l'altro termine, natura, che è un participio futuro, perché nella natura si va avanti. Nascere vuol dire andare avanti. E il tempo di Natale è il tempo dove noi rimettiamo al centro l'alfabeto della vita, che poi sono i beni non negoziabili. Noi potremmo chiamare l'alfabeto della vita, quindi la vita, la famiglia e l'educazione.